Salute, vi propongo oggi una visita di uno dei monumenti più segnalati di Corsica, il Castello di Abunta. Il Castello di Abunta, che sopranedia la città di Ajacciu, rappresenta per i corsi un elemento patrimoniale di prima trinca. Ma quando è che è stato costruito? Nel 1883, il duca di Lormo e il figliolo Carlo Pozzo di Borgo comprano le pietre di un padiglione Bulan dell'antico palazzo di Tuileries in Parigi e decidono di fare un castello di stile Rinascita in Alatta. Si tratta per i Pozzo di Borgo, partigiani di un re, di balisare affetto per la monarchia e di pigliare rivincita da Napoleone, il primo. C'è la ramintà che Carlo Andrea Pozzo di Borgo, monarchista e nemico di Bonaparte, pigliò il partito di Zar e diventò ambasciatore di Russia in Francia e poi in Inghilterra. Ma voltiamo un po' la storia dell'edificazione di un castello. Ma come hanno fatto a costruire un palazzo parigino in Corsica? A parte da un 1883, la famiglia Pozzo di Borgo faceva caricare le pietre di un palazzo di Tuileries in Parigi. Figuratevi, all'epoca c'è pur da mettere queste pietre in 185 gasce, aricate con treno fino a Marsiglia, dopo con Attello, e infine per caro da Porto da Ajacciu fino a Latta. Un castello parigino in Corsica ci voleva farla. Il castello fu compiuto nel 1891. Attenzione, il castello di Abunta è stato costruito nel 1883. Ma quelle pietre di Tuileries in Parigi e dunque di stile Rinascita. Parliamo ora d'architettura. Dell'architetto Albert Franklin Vincent che faceva il suo castello. Poi mai giunge che in più di famose pietre di Tuileries, un monumento è composto dalle veriade di un castello Saint-Cloud e di sculture di Ameria di Parigi. Questi elementi sono spudichi dell'architettura a modo francese. Qui si vede la facciata che dà davanti al parco. Guardate a qualità e a finezza di un lavoro architetturale. Qui avete colonne corintiane al primo piano e poi in giù le colonne ioniche. Qui è la facciata maestra e l'entrata di un castello. Ferma poco a fare di un lusso e di una ricchezza di decori d'origine di un castello. Ma vale la pena di fermarsi un po'. Allora, canziamoci una stonda. Vedete qui un bello chaminé di marmaro, con i suoi assi rilievi, i magnifici lignami d'oro. Qui si vedono le prime lettere di Pozzo di Borgo. Qui un fior di liso, simbolo di monarchia. Vi propongo ora dentro nella biblioteca. Si vede che Pozzo di Borgo era una famiglia ricca e potente assai.
Qui è decorazione. Un soffitto di legno con l'armurature di famiglie imparentate con i pozzo di borgo. A spesso sono famiglie nobili. E per compiere i magnifici scalini di marmaro che colano al primo piano dove c'erano le stanze. Ma a chi ne siamo oggi? Il castello è stato classificato monumento storico nel 1977, ma per disgrazia è stata bruciata una parte del castello un anno dopo. In frattempo tocca al Consiglio Generale a comprare il palazzo, ma ci vorrà milioni e milioni